Trieste Villas, buongiorno. Oggi ci troviamo in via del Panorama e vi presenteremo un immobile molto particolare, una cosa da amatore, e la novità che oggi cercheremo di dare un'anima a questa casa, vissuta per più di 30 anni dal suo proprietario Roberto qui con noi. Benvenuto Roberto. Grazie Davide. Stiamo parlando di una casa di campagna che però negli ultimi anni ha visto dei grossi investimenti, delle grosse ristrutturazioni appunto della proprietà per in qualche modo nobilitarla ed elevarla. Roberto, cosa è stato fatto? Qual è stata l'idea iniziale di questo investimento, chiamiamolo? L'idea iniziale, ironicamente, mi vedeva molto contrario. Io proprio non ci vedevo nulla in una vecchia casa cadente che era abbandonata da decine d'anni e che era veramente fatiscente. Mia moglie, mio fratello, mia cognata mi hanno fatto vedere un possibile futuro. Vabbè, per farla breve, è stata sanata mantenendone la struttura originale, perché la casa ha mura in pietra a secco di 80 centimetri e passa, quindi cose che si facevano 2 secoli fa e non si fanno più, e dare una bellezza ai muri che è unica, perché i muri sono tutti vivi, non ce n'è uno a squadro uguale all'altro. Io trovo che sia una poesia scritta nella roccia. Dopodiché l'idea è stata di vestirla in maniera elegante ma non azzimata, quindi una casa che fosse elegante, molto mediterranea, come vedi le finestre danno una vista veramente notevole, una luce che viene dal mare, i tramonti stupendi che arrivano e coprono tutto l'impianto della zona giorno, la zona notte. È un privilegio dormire e svegliarsi col castello di Miramare davanti, è un privilegio cenare e avere il sole che ti tramonta davanti agli occhi. Beh, ti confermo da parte mia che secondo me il risultato che volevate ottenere è stato raggiunto, perché proprio la sensazione che ho avuto entrando in questa casa è stata proprio una sorpresa man mano che si saliva i piani, nel senso che effettivamente l'anima della casa di campagna si percepisce, quindi la pietra, quindi la casa antica effettivamente si percepisce, ma man mano che si entra e si scopre l'immobile c'è sempre una sorpresa, emerge sempre un lavoro di fino che è stato fatto ottimamente, che mantiene appunto l'originale ma gli dà una bella spolverata anche a toccare qualche punta di moderno. La cosa che a me piace molto dell'immobile è appunto, come hai accennato tu, che la parte frontale ha tanto mare, ogni finestra gode di una vista stupenda del Golfo di Trieste, invece la parte dietro dà sul nostro giardino, su un angolo verde molto bello, molto carino e soprattutto silenziosissimo, quindi ad esempio le camere, la cucina, queste finestre che colgono il verde del giardino, tra l'altro anche ben curato, seppur piccolo, secondo me è un elemento davvero notevole che ti dà proprio questo confronto mare davanti, azzurro e verde del giardino dietro, davvero incredibile secondo me. Quindi complimenti. Grazie. Il fazzoletto d'erba che c'è dietro e che tu chiami giardino è molto curato, perché nel piccolo è come in una barca, devi essere molto ordinato per avere poi un qualche cosa che sia vivibile naturalmente. Allo stesso tempo è una proiezione della casa verso una zona, come hai osservato tu, molto tranquilla, e quindi di là c'è la luce al mattino, di qua c'è la luce al pomeriggio, la casa è sempre al sole, gira il sole intorno, però di là si possono godere anche nei mesi molto caldi la frescura del pomeriggio e della sera in maniera veramente notevole. Di qua c'è una vista impressionante sul mare, di là è molto più bucolica se vogliamo, quindi è vero, questa è una casa di campagna però sta in città, perché a 10 minuti di qua a piedi siamo in Piazza Unità veramente, no? Allo stesso tempo questa commistione di moderno e di antico è voluta e cercata, la parte che è stata ristrutturata sanandola ha avuto mantenere l'impianto originale e anche le caratteristiche originali, esponendo anche la pietra laddove aveva senso senza esagerare, ma sopra è stato costruito ex novo e quindi le travature in acciaio, il tetto in legno, sono tutti molto moderni e molto, molto sleek, se posso usare una parola inglese. L'idea era di non avere una casa pesante, deve essere una casa leggera, gestibile, godibile di tutti i giorni, tutte le stagioni. Qui l'immobile sostanzialmente si compone di 3 unità. Sono un'unità un po' più grande, che è quella dove siamo adesso nel salone in cui siamo seduti ora, circa 250 metri di immobile sviluppato su 3 livelli. Ora ci troviamo nel salone, finestre con vista mare, zona giorno, piano 1 abbiamo la zona notte con 3 camere e 2 bagni, e poi giù una taverna che ci dà una bella zona di servizio con anche la lavanderia. Inoltre abbiamo un'altra palazzina a fianco, un po' più piccolina, siamo sui 112 metri, che è
rimasta invece a grezzo, però anche quella risanata completamente. Abbiamo conglobato una seconda parte tenendola separata, quindi una taverna per garantire indipendenza. Abbiamo trasformato il piano terra dell'altra casa in un garage, che in questa zona naturalmente è molto prezioso. E con la carica elettrica? Assolutamente sì, perché giusto per rimanere in tema di modernità, io ho un'auto elettrica e ho fatto questa scelta discutibile per taluni. Grazie davvero, perché la tua presenza e le tue parole secondo me arricchiscono notevolmente la presentazione dell'immobile. Spero che aiuti i clienti a percepire meglio quella che è la casa, avendoci dato un'anima ancora più presente. Grazie a te, grazie a Trieste Villas naturalmente, ma è importante perché io ho scelto Trieste Villas e lo voglio dire perché voi avete capito lo spirito di questa proprietà. Non è una casa banale, non è una casa per tutti probabilmente, però è una casa molto personale. Credo sia un immobile che ha delle caratteristiche che la rendono per certi aspetti unica sul mercato. Davide, Trieste Villas, Roberto, grazie, ci vediamo al prossimo immobile.